Buongiorno bellissimi, giorno 48. Sono le 7, ho dormito molto bene, però la schiena mi fa ancora male. Adesso ho fatto un po' di stretching e ho trovato un esercizio che effettivamente mi tira tanto, quindi devo farlo più spesso. Ore 8, pronti via! Direzione Giestre, però vedo che c'è una ciclabile che va nella stessa direzione. Proviamo! Questa strada si chiama qualcosa come la Route de la Viste. La strada della vista sarà tipo alta, come bella visuale. Alta è alta perché sta ancora salendo. Ok, sì, è alta ed è anche panoramica. Che bello. Ho raggiunto quello che dovrebbe essere un punto panoramico con tanto di piattaforma. Che figo. Wow, strabello. Sono contento di aver fatto questa strada. E siamo a Giestre. Il paese inizia qua, ma poi continua giù fino là. È bello esteso, molto sparso. Ed è bello il modo in cui si mescola alla natura. Che figo. Sono le 9, è il 15 luglio il 16 luglio ed è il primo paese francese che visitiamo. Primo vero paese, perché prima eravamo in villaggetti. Non ho trovato ancora un panificio, un bar, una pasticceria, ma ho trovato un Carrefour. Adesso facciamo un po' di spesa. Ok, dato che non ho fatto cena ieri sera, ho mangiato solo un pezzetto di pane e non ho ancora fatto colazione, ho comprato un sacco di cibo. Adesso cerchiamo una panchina e ce lo poppiamo. Ho notato che il formaggio non costa niente. E tutto il resto in realtà è nella norma, non è che ci siano prezzi esorbitanti rispetto all'Italia. Ok, riprovo a fare colazione con cappuccino brioche e ho trovato per ricaricare la powerbank. Vediamo se riusciamo a caricarla bene oggi. Sono le 12, sono qui ormai già da 3 ore circa. Sto ricaricando la powerbank che è già al 83%, quindi questo ci dà speranza per i prossimi giorni. E sto imparando qualche parola in francese con l'aiuto dei baristi qua, che uno di loro capisce l'inglese, quindi è facile comunicare. Ho bevuto un caffè au lait, che è il cappuccino, e un noisette, che è invece il macchiato, e un croissant. Carino. Non so se è sempre così vestito da festa il paesino o se è così per via della festa nazionale di ieri, però belli sti panoncini. Sono le 4, sono stato 7 ore in quel bar, ho ricaricato al massimo sia la powerbank che il cellulare, così adesso per 2-3 giorni sono tranquillo. E ora proseguiamo, direzione Embrun. Ho già dimenticato, si scrive Embrun, oh mio Dio. Qua dovrebbe esserci anche una fontanella, ma è chiusa a causa della déficit pluviométrique. Anche qua siccità. Ecco, beh, devo chiedere al bar. Anche i manichini sono molto francesi. E là vedo una fontana che scorre. Yeah. Spettacolo, sono le 4 in punto. Ho fatto il fornimento d'acqua. Ho ancora del cibo, del formaggio brie, che con €1 ho preso 200 grammi di buon brie, quindi mi sa che andrò avanti a formaggi in Francia. E però devo farlo fuori velocemente, se no mi va male. Poi ho anche del prosciutto, ho del pane. Nazar mi insulterebbe perché ho un sacco di cibo superfluo. E ho anche scoperto che domani mattina a Embrun i supermercati sono aperti, quindi tutto ciò lo finiremo stasera a cena / domani colazione. Adesso proseguiamo in direzione di Embrun, che è a 18 km di distanza, quindi potremmo anche raggiungerlo, ma non è necessario perché comunque saremmo a più dei 20 giornalieri di oggi.
Però lungo la strada mi hanno detto che c'è un posto che si chiama Plan de Fasil, no, Plan de Fazy, dove ci sono delle terme naturali. Quindi figo, magari ci facciamo un bagnetto. Comunque questa nuova opzione di camminare al mattino presto, fermarmi per qualche ora in un bar fino alle 4, ricaricare le pile, ricaricare un po' l'energia, mangiare, bere, ripartire col fresco. Boh, fresco adesso non è fresco, però non è caldo come tra le 11 mezzogiorno e le 3-4, quindi è fattibile. Tra l'altro c'è un bel venticello e mi piace come opzione, quindi è probabile che la riproporremo. Mi si è slacciata una scarpa. C'è un sacco di vento, però siamo quasi arrivati a Le Plan de Fazy. Bello chi calè, Le Plan de Fazy. Ah, siamo arrivati. E queste sarebbero le pozze di acqua termale naturali. Ecco, mettiamoci almeno i piedi, dai. Ma mi sa che me l'hanno venduta come acqua termale, ma questa è solo una sorgente naturale, avrà qualche proprietà, ma non è per nulla calda. Adesso sono curioso di assaggiarla anch'io. Bene, questo voglio dire che non è potabile, ma io provo lo stesso. In effetti ha un sapore stranissimo, non so di cosa, ma ha un sapore. Si riparte! Tagliamo per i prati, dobbiamo raggiungere quella strada, ma non mi sembra così complicato. Questa che vedete è una vigna, cioè questa sì è una vigna. I francesi hanno il vigneto piccolo. C'è un sacco di vento! Ah, che figo! Questo è molto bello. Ecco, sono contento di aver preso ancora una volta il sentiero più lungo ma più bello, senza traffico, più panoramico. Che spettacolo! Siamo accompagnati dal fiume La Durance, che sa molto di France. Spettacolare, bellissimo. Finalmente sono le 9, non mi sono mai fermato, ho camminato un sacco, alla fine invece che 20 km ne abbiamo fatti 28, quasi 30 credo, e adesso ho trovato un posticino che sembra perfetto per accamparci stanotte. Guardate che bellino, come vedete il tramonto, il fiume che ci cullerà anche stanotte, e qua c'è proprio una zona dove qualcun altro si è già accampato in precedenza. Guardate che bello con la scogliera qua davanti, stra bello. E vi dirò anche che prima di montare la tenda mettiamo un po' i piedi all'ammollo. Oddio come scende. Mi stavo per ribaltare dentro. Fondale argilloso. Adesso ci rinfreschiamo e poi via con la tenda, mi sa che mi butto subito a nanna. E ho deciso che è ora di cena, sono già le 9:30, altro che andare a nanna presto, e mangerò l'ultimo pezzo di brie che ho comprato perché sennò mi va a male. E alla fine della giornata avrò mangiato 200 grammi, che non sono tantissimi, spero che non mi facciano male. Quindi formaggio, pane e banana. Ah, e ho anche comprato una crema di marroni, strabuona. Buongiorno bellissimi! Giorno 49, ho dormito anche stanotte una favola. A quanto pare ho trovato la formula giusta per la giusta temperatura nella tenda, cioè col telo sopra però la porta aperta e vicino a un fiume. È bellissimo, si vede che il suono del fiume proprio mi rilassa un sacco, o semplicemente sono tanto stanco. Sono le 8, ripartiamo e adesso attraversiamo la Durance. Wow, bell'inizio di giornata. Vedete questa scogliera? È
Ecco, sopra c'è la cittadina di Embrun, che è dove ci fermeremo a fare colazione e a comprare un po' di viveri per la giornata. E siamo a Embrun. Ieri mi diceva il barista Emilion che questi paesi gli ricordano un po' il Canada. In effetti è proprio come me lo immaginerei, con tante casette sparse in mezzo al bosco. Bello. E si vola a fare la spesa, è aperto. Sì, ho fatto un po' di spesa, forse anche troppa. Avevo finito lo spazzolino, il dentifricio, poi ho preso delle scatole di sardine, una baguette ovviamente, e poi cosa? Dell'acqua aromatizzata al limone, così per provare. E adesso andiamo a esplorare un po' il centro e a cercare anche un posto dove fare colazione. Che belle queste cose con gli ombrelli colorati appesi, un po' come le palle di ieri di Gillest. Oh, che carino! Pensavo fosse un dolcetto, invece erano le zollette di zucchero. Adesso le mangio così. Ore 9, ancora una volta non ho trovato il pain chocolat e stavolta neanche il croissant. Forse andando un po' più avanti troverò qualcosa. Però intanto ho messo a caricare la powerbank anche oggi. E ho problemi con la connessione, non prende bene da nessuna parte, faccio strafatica a caricare le cose su internet. Ripartiamo, sono le 10:30 e il barista mi ha fatto pagare 1 euro per l'elettricità, mamma mia. E poi ha anche avuto il coraggio di dirmi buon viaggio. Ma che bello, così tutto colorato. Adesso cerco una panchina per bere il latte. Ecco, questa è una cosa che mi piace tantissimo, il fatto che anche sulla statale c'è una corsia riservata ai pedoni e una per le biciclette, cioè spettacolo. È la prima che vedo così, però anche le statali scorse avevano un ampio margine sul bordo strada per camminare. Riattraversiamo il fiume Durance, che da quel lato di là finisce nel lago d'Embrun, che vediamo dopo. Non manca tanto al lago, però mi sa che ci fermiamo in un McDonald's perché di solito c'è il wifi rapido e gratis, così carico un po' di video per il futuro, tipo su YouTube, perché altrimenti rimango sempre indietro. Sì, però guardate che spettacolo, cioè anche il percorso per fare la rotonda a piedi. Ecco, esattamente quello che intendevo. Sì! Come non detto, il wifi è più lento della mia connessione, se non altro ricarichiamo un po' il telefono. Buon appetito! Ok, avevo detto che mi sarei fermato fino alle 3:30 per aspettare che smettesse il caldo, ma mi stavo annoiando. La connessione wifi non era così veloce come speravo, anzi era più lenta della mia, quindi anche se è l'1:30 ripartiamo. Bene, ci troviamo esattamente sur la sentière de Convert della zona humide du Liu, le Grands Lacs des Alpes du Sud. Non so come si pronunci, ma siamo sul bordo del lago, ragazzoli. Adesso seguiamo questa bella pista assolata, che però dovrebbe costeggiare il lago. Sì, siamo sulla pista assolata e il lago è un po' in secca. A parte gli scherzi, fa veramente impressione, non è un lago, sembra il tagliamento. Cioè, what? Ah, mi vola tutta la polvere negli occhi. Ah! Ok, ho trovato il punto in cui il lago è un po' più lago e vedo che la gente sfrutta bene il vento che mi sta massacrando. No, a parte gli scherzi, in realtà il vento è molto utile perché fa veramente caldo, almeno mi asciuga un po'. Adesso purtroppo dovremo tornare sulla strada asfaltata e attraversare quel ponte che vedete laggiù in lontananza. Spero che ci sia anche una parte pedonabile.
quel ponte laggiù in fondo. Sono le 4 e siamo quasi arrivati al ponte qui a Savines-les-Lacs, ma visto che fa caldo faccio una pausetta all'ombra prima di attraversarlo perché è tutto sotto il sole. Ok, eravamo sul ponte ma ho deciso di fare una piccola deviazione perché ho visto una cosa molto carina e voglio farci una foto almeno. Cioè scusate ma che cos'è questa scultura bellissima così sul lago? Volete che non ci facciamo neanche una foto? Siamo pazzi! Le passage de Savines à Savines-les-Lacs. Ah, così a istinto, non sapendo né leggere né scrivere il francese, direi che il paese ha cambiato nome e gli hanno fatto questo monumento. No, veramente ho sparato a caso. Bello però. Pensate, una cosa così alla fine semplice da realizzare può essere attraente, interessante. Pensate italiani, che di posti belli ne abbiamo. Basta mettere 4 sassi e diventano spettacolari. Ecco, adesso possiamo proseguire all'attraversamento del ponte. Come vedete c'è un bello spazio pedonabile. Salutate il passage. Ok, pausa bagno, anche perché ho visto questa struttura un po' strana. Ma cos'è? In realtà speravo ci fosse dell'acqua potabile, ma non so se mi fiderei a bere questa. Per l'appunto, però posso rinfrescarmi un po' i polsi. No, neanche, l'acqua era pure calda. E vabbè, continuiamo, troveremo una fontana però poi. Adesso continuiamo ancora un pezzetto sulla statale e poi ho visto che dovrebbe esserci una strada alternativa che si allunga di 1 chilometro ma è un po' più distaccata e carina. Quanto mi piacciono i ponti! Eccoci, e dopo aver quasi perso l'amato cappello di paglia, dopo aver temuto la sua perdita, abbiamo raggiunto la strada secondaria, che ovviamente sale, ma è normale perché le strade, quelle basse, dritte sulla costa, sono sempre quelle più trafficate. Quelle un po' più libere e inusate sono quelle vecchie che salivano e seguivano i pendii. Adesso sto pensando veramente che se trovo una casa, suono al campanello e provo a chiedere un po' d'acqua, perché ho un sacco di sete, ne ho poca ancora, però è anche calda. Però guardate che magnificenza, che spettacolo! Più salgo e più è bello. Comunque queste colline argillose, sabbiose, coi ciuffi d'erba gialla sparsi sopra di esse mi ricordano tantissimo le colline che sorgono alle spalle di Crotone. Sono arrivato in un paesino e ho provato a domandare in francese un po' di acqua e la frase me l'ha detta Marta con un messaggio e si dice "Pourrais-je vous demander un peu d'eau, s'il vous plaît?" E l'ho detto e mi hanno dato dell'acqua, ho le borracce piene, mi sono affogato, sono contento. Del tipo attento a quello che desideri. Ho chiesto dell'acqua e l'acqua è arrivata. Però penso che sia molto rapida, tipo una toccata e fuga, quindi aspetto sotto l'albero e poi riparto. Del tipo Ok, sono le 7 e 2 persone si sono appena fermate con la macchina, penso siano marito e moglie, e mi hanno chiesto se volevo un passaggio. Io ho rifiutato e tra l'altro parlano entrambi benissimo l'inglese e mi hanno chiesto se sapevo dove passare la notte e gli ho detto di no e mi hanno proposto ospitalità a casa loro. Sono stracontento perché è la prima esperienza di ospitalità in una casa, in una famiglia francese in Francia, ed è così spontanea, bellissimo. Lui è Bruno e è la persona che mi ospiterà questa notte. Questa è la casetta. E lei invece è Marie-France. Marie-France, yes. E questo sarà il mio letto stanotte.
E questo è il bagnetto con una doccia particolare. Sono contentissimo. Mi hanno detto che sono dei francesi particolari perché sono cresciuti in Francia, però vivono vicino all'Australia al momento, sono qui in vacanza e tra l'altro proprio stamattina, anzi 2 ore fa, è andata via la persona che dormiva qua. Adesso credo che mi farò una bella doccetta e poi vado su a fare un po' di conoscenza con loro. È bello perché parlano molto bene l'inglese e riusciamo a comunicare molto facilmente. Ok, doccetta fatta, adesso andiamo su e vi faccio vedere anche la vista che c'è da qua. Guardate che spettacolo. A little pie. And this How is you with say it? tourton. Turtum. E beh, adesso tu gli... Bon, Bon appétit.